GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Opzione Parmalat per latterie friulane. Oggi il primo confronto ufficiale fra i responsabili del consorzio di Campoformido e quelli del gruppo caseario di Parma. In ballo il destino di 169 lavoratori. La settimana della finanziaria, il Consiglio regionale da oggi mette mano ai documenti di bilancio per il 2015, sedute fino a giovedì, quando se necessario si procederà non stop. Palmanova ha bisogno di 60 milioni, il sindaco Martinez invita dinanzi alle mura della fortezza politici e amministratori. Un incomparabile patrimonio storico e architettonico rischia di sgretolarsi. Lo shopping timido di questo Natale, quello terminato ieri, è stato il primo vero fine settimana prenatalizio, una specie di test per i commercianti che hanno visto molte persone fermarsi dinanzi alle loro vetrine, ma poche entrare e comprare. La scuola non ha soldi, i bambini vendono i loro lavoretti. È l'iniziativa di una scuola primaria di Trieste dove i genitori si danno da fare per le manutenzioni e i bambini diventano commercianti in erba per trovare fondi. Oggi saranno al mercatino natalizio di Ponte Rosso. Montagne senza neve, molti impianti sciistici sono ancora fermi, solo in alta quota si può sciare. Siamo andati a vedere com'è la situazione a Sella Nevea e oggi si terrà la presentazione dei campionati mondiali di sci di Tarvisio. Udinese, figuraccia in casa, i friulani sconfitti per 2-1 dal Verona. Di Natale segna di testa, ma la sua prodezza non è bastata. Patron Pozzo ai nostri microfoni parla della perquisizione della Guardia di Finanza. 2 violoncelli rock stasera a Udine, in concerto i Two Cellos in tour mondiale in questo fine di 2014, milioni di fan in tutto il mondo e a Udine è già tutto esaurito. Dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia per fare musica e per combattere la mafia, un gruppo di artisti della nostra regione stasera in teatro a Palermo presenta un album per aiutare le comunità fondate da Don Pino Puglisi, vittima di Cosa Nostra nel 93.